A raggranellare un po' di contanti vendendo il proprio corpo lungo la Pontebana la accompagnava il marito stesso, 2, 3 volte a settimana, a seconda delle necessità. A casa, 3 bambini piccoli da sfamare, il più piccolo, nato appena 17 mesi fa. La protagonista della drammatica vicenda è una 44enne residente nella Pedemontana, una storia che è venuta a galla solo la scorsa notte, quando la polizia è stata chiamata ad intervenire per una furibonda lite tra lucciole sul piazzale antistante alla concessionaria Volvo a Villorba. Sembrava una zuffa come tante, invece nascondeva una verità agghiacciante. Una 23enne rumena voleva scacciare a tutti i costi la mamma prostituta, colpevole a suo dire di averle rubato il posto dove era solita stazionare. Scacciata persino dalla strada, la donna prostituta per fame deve anche affrontare una situazione familiare su cui pende uno sfratto esecutivo. Il marito è disoccupato. La donna l'ha raccontato fra le lacrime agli agenti di polizia invenuti per fermare la rissa. Una decisione, quella di vendersi sulla Pontebana, che marito e moglie hanno preso insieme, a malincuore, per dare da mangiare ai loro bambini. L'alternativa sarebbe stata quella di andare a rubare. Invece marito e moglie hanno scelto un modo meno rischioso, almeno dal punto di vista penale, per ottenere il denaro indispensabile. Lei salendo e scendendo dalle macchine dei clienti che lungo le strade del sesso non mancano mai. Lui accompagnandola e vegliando su di lei tutta la notte fino all'alba, quando arrivava il momento di tornare a casa e di occuparsi dei bimbi.